Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Nuovo sbarco di immigrati sulle coste calabresi. 37 cittadini egiziani diretti al nord Italia sono arrivati nelle prime ore di oggi sulla spiaggia di Grotteria nel Regino. Durante le operazioni di soccorso la polizia ha fermato 3 persone considerate a capo dell'organizzazione che ha gestito il viaggio degli extracomunitari. Le condizioni di salute dei 37 egiziani sono discrete. Sono ora in corso le procedure di identificazione. Sarebbero firmate dai maggiori boss reggini le 4 lettere ricevute dal governatore Scopelliti. 3 di queste missive contenevano insulti e minacce, mentre la quarta 2 proiettili di pistola 7,65 dei precisi riferimenti a fatti reggini. In un'intervista al Libero, Scopelliti ha dichiarato che dietro le intimidazioni non ci sarebbe l''ndrangheta, ma la borghesia mafiosa. Sono 45.000 euro i fondi che il ministro Alfano ha promesso dopo la visita dei procuratori Salvatore Di Landro e Giuseppe Pignatone a Roma. A questo si aggiungerà la riorganizzazione del personale della Procura Reggina, cifra risibile rispetto a quanto chiesto dai magistrati durante l'assemblea dell'AMN nei giorni scorsi. Intanto oggi a Reggio è previsto l'arrivo del ministro dell'Interno Roberto Maroni. Parafrasando un passo evangelico, si potrebbe dire che il vescovo di Locri ha scacciato gli 'ndranghetisti dal tempio con la sua omelia per la festa della Madonna di Polsi, un vero e proprio atto di accusa contro l''ndrangheta. I mafiosi hanno profanato il luogo simbolo della Calabria, ha detto Fiorini Morosini. Secondo gli investigatori non c'era nessun boss di rilievo quest'anno alla processione. Il 29 settembre la prossima festa della polizia si terrà nell'area adiacente al santuario. Allerta maltempo al sud, soprattutto Sicilia, Calabria e Campania stanno per essere investite nelle prossime ore da una perturbazione che potrebbe essere particolarmente violenta. I fenomeni più intensi sono previsti nel pomeriggio. Già dalle prime ore della mattina forti piogge hanno investito Crotone, Cosenza, Reggio e il resto della regione. Sono iniziati ieri all'Università Magna Grecia di Catanzaro i test per l'ammissione ai corsi a numero chiuso. Si è partiti con medicina e chirurgia, oltre 1.700 i candidati che si sono presentati al campus di Germaneto per i 160 posti disponibili. Il 20% era proveniente da fuori regione. Misure straordinarie anticopiatura e scorta fino alla consegna finale dei plichi contenenti i quesiti. Sono stati 2 ragazzini del quartiere a tagliare il nastro della nuova area attrezzata di via Saul Greco nel quartiere Cava a Catanzaro. Il sindaco Olivo e alcuni rappresentanti del comune hanno appaltato i lavori nel 2008 per un importo di oltre 60.000 euro. Il quartiere potrà fruire di un nuovo parco di 5.000 metri quadri per la socializzazione e per il tempo libero. Sono stati presentati ieri al Sant'Agata gli ultimi colpi di mercato della Regina. Si tratta di Domenico Dante, attaccante 21enne nativo di San Giovanni in Fiore ed ex del Cosenza, Riccardo Colombo, 27enne esterno destro ex Torino e Dominica Di Giai, 20enne attaccante, che ha partecipato agli ultimi mondiali con il Ghana. Il presidente Lillo Foti è orgoglioso della presenza in prima squadra di un folto numero di giocatori venuti fuori dal vivaio amaranto. La Regina è stata protagonista di ben 26 cessioni e 12 acquisti, solo la Juventus ne ha fatti di più, tra Serie A e B.